Benvenuti, oggi è giovedì 26 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7:13 e tramonta alle 16:48. La luna si leva alle 2:57 e cala alle 13:17. Oggi è il giorno di Santo Stefano. Il nome Stefano deriva dal sostantivo greco Stefanos, corona. Oggi, 26 dicembre, si festeggia Santo Stefano. Per la Chiesa si tratta di una ricorrenza importante, ma non di una festa di precetto, cioè un giorno nel quale tutti i fedeli sono tenuti ad assistere alla messa. La giornata è inoltre considerata festiva dall'autorità civile in diversi paesi, tra i quali, oltre all'Italia, Austria, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Ucraina e molti altri. Il motivo del giorno festivo in Italia è da ricercarsi nell'intento di prolungare la vacanza del Natale, creando 2 giorni festivi consecutivi, emulando il caso del lunedì dell'Angelo, informalmente Pasquetta. Compie 40 anni Alex Schwazer, campione olimpico nei 50 km di marcia a Pechino 2008. A pochi giorni dai giochi successivi, a Londra, venne trovato positivo al doping e squalificato. Tornato alle gare, subisce poi una seconda squalifica. Nel 2022 partecipa al programma Pechino Express e successivamente entra come concorrente nella casa del Grande Fratello. Sono 53 gli anni per l'attore statunitense Jared Leto. È noto per la sua capacità di prendere o perdere peso. Lo ricordiamo in Alexander, Dallas Buyers Club e Morbius. Nel 2021 veste i panni di Paolo Gucci nel film dedicato alla celebre famiglia, diretto da Ridley Scott. Ed il terzo festeggiato di oggi è un altro attore, l'inglese Kit Harington, oggi 38enne. È il famoso Jon Snow della serie televisiva Il Trono di Spade e Black Knight nell'universo Marvel. Onde alte 15 metri alla velocità di 800 km/h, create da una scossa sottomarina di magnitudo 8.9 al largo dell'isola di Sumatra, nell'Asia orientale. Il 26 dicembre del 2004 si è scatenato il più violento tsunami della storia recente, colpite le coste piene di turisti di Malaysia, Maldive, Thailandia, Sri Lanka e India. Almeno 300.000 le vittime, milioni i senza tetto. Ma sapete cosa si intende per agrivoltaico? È un termine nato con il nuovo millennio e descrive un modo innovativo di produrre energia. Grazie all'installazione di pannelli solari in campi adibiti alla pastorizia e all'agricoltura. È in questo modo che una stessa area viene utilizzata contemporaneamente per 2 attività, massimizzando l'uso dei terreni e apportando benefici a tutte le attività coinvolte. Ad esempio, l'installazione di pannelli solari a circa 2 metri dal terreno potrebbero creare condizioni microclimatiche favorevoli ad alcune colture selezionate e zone ombreggiate al bestiame durante i mesi più caldi. Buongiorno ai 12, oggi un'intensa luna in Scorpione vuole delle certezze da Saturno, le otterrà? Scopriamole insieme. Ariete, decisamente per voi è un languire, ora che i pianeti vi lasciano un po' in pace e che siete tutti tesi e protesi a vivervi questo amore che tanto caldeggiate. Ebbene, riempitevi di spazi e di momenti anche di relax, ma soprattutto potrete anche decidere di programmare un viaggio con il partner. Toro, la giornata di oggi è una giornata ancora con Venere in quadratura, probabilmente tutta una serie di cose che hanno avuto a che fare col Natale vi hanno un po' sfiancato, ora desiderate solo avere spazio e attenzione in amore e lo otterrete. Gemelli, giornata oggi con un Giove che
che ancora non smette di essere più o meno retrogrado e quindi di non dare il massimo. Saturno peraltro lo imbecca, desiderando comunque più certezze per i gemelli, ma proprio voi non avete voglia di farvi distogliere da quell'aura di relax che per adesso avete guadagnato. Cancro, giornata oggi con una stupenda luna in trigono, tra l'altro con un solido rapporto con Saturno. È proprio sulla base di questa ispirazione che vi sentirete forti e solidi e miracolosamente meno inquieti. Sarà l'opposizione del Sole che un po' vi impigrisce e che vi vuole fare stare romanticamente tranquilli. Leone, giornata oggi con un Nettuno che addolcisce Marte. Questa configurazione planetaria in trigono sembra proprio farvi essere un pochino più trasognati e trasognanti e godere delle gioie dell'affetto o dell'amore. Qualcosa probabilmente vi obbliga comunque di nuovo a pensare al lavoro, ma per questo ci sarà tempo quando anche in serata discuterete col partner su tutta una serie di progetti. Vergine, giornata oggi che vede una Luna e un Saturno decisamente farsi delle domande e cercare di capire il perché in amore non riuscite ancora ad avere lo spazio che volete, ma questo piano piano sta per accadere proprio perché Luna e Saturno hanno deciso che il vostro tempo dovrà essere più modulato, un po' più ordinato e quindi con più spazio per i sentimenti. Bilancia, giornata oggi che vede una luna parlare di economia, probabilmente le spese natalizie ora hanno le loro conseguenze, ma sicuramente con Saturno vi sentirete più solidi anche con dei budget decisamente più ampi del solito, un affare si conclude bene o qualche promessa di collaborazione decisamente vi elettrizza. Scorpione, la luna oggi è protagonista nel vostro segno zodiacale, tra l'altro con questo bellissimo trigono con Saturno non avete proprio nulla da temere, vi sentirete forti, solidi, assolutamente molto rinfrancati. Solo per la passione ancora c'è poco spazio, ma quella non manca al vostro segno zodiacale, bisogna solo aspettare il momento giusto. Sagittario, giornata oggi con una luna che vi suggerisce molte emozioni, molte sensazioni, anche qualche ricordo, qualcosa che ha a che fare insomma con un passato tenero e affettivo. Una piacevole telefonata, un incontro con gli amici vi rimetterà in sesto e decisamente sarete pronti a essere in queste feste decisamente molto più allegri e spumeggianti. Capricorno, la giornata di oggi si apre con qualche confusione nettuniana, ma la luna è fortemente complice e insestile. Oggi sarete intuitivi, affettuosi e soprattutto dediti alla famiglia. Qualche serietà di troppo, non è il caso di applicarla oggi e siete un po' più a briglia sciolta del solito. Acquario, la luna oggi è di quadratura, ma non disturba la vostra Venere che continua ad amare, piuttosto la vostra ambizione è stimolata perché la luna quadra con Plutone, un Plutone che brama ancora di essere al centro dell'attenzione. Quel Marte prima o poi si toglierà dall'opposizione e voi tornerete a essere incredibilmente creativi e ambiziosi. Oggi è una giornata ricca di risultati molto gratificanti. Pesci, giornata oggi che vede una stupenda luna in trigono e torna alla passione, l'amore, il sentimento, tutto quello che vi fa stare bene. Oggi ritroverete negli affetti e in un gioco seduttivo tutto ciò che volete. Per quello che riguarda il lavoro invece le prospettive future sembrano molto sorridervi, quindi dateci dentro. Dovevano per forza scontrarsi le prime due squadre della storia, le inglesi Sheffield e Hallam, nella prima partita ufficiale di calcio. Si sfidarono in amichevole il 26 settembre del 1860, finì 2-0 per lo Sheffield. Ho l'impressione che il detto di oggi possiate indovinarlo facilmente. È durato da Natale a Santo Stefano. Un detto vecchio come il mondo. Il chiaro riferimento è al breve lasso di tempo che intercorre tra le due festività. Possiamo dire questo dura da Natale a Santo Stefano, riferendoci ad oggetti di scarsa affidabilità e qualità, spesso di provenienza extraeuropea.
Attenzione, non si parla solo di oggetti, la sfiducia si lega anche all'incapacità di intrattenere relazioni durature. Loro sono durati da Natale a Santo Stefano. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Voleva seguire la strada di Baudelaire e dei poeti maledetti. Lo scrittore milanese Emilio Praga, esponente del movimento aristocratico letterario della Scapigliatura, visse per soli 36 anni a metà del XIX secolo. Una vita segnata dalla dipendenza da alcol e droghe. Morì in miseria, distrutto dalle sue sregolatezze. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare. E con questo il nostro appuntamento di oggi termina qui. Spero che stiate passando delle belle feste. Noi ci vediamo domani per iniziare sempre insieme le nostre giornate, anche durante le vacanze. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.